Pallone allargato a sinistra, ancora tra i piedi del numero 5 che effettua il tiro, sfera che resta lì, arriva il primo squillo del match per la Gem Calcio 8 dell'area, pallone messo dentro, interessante il pallonetto, palla che sbatte sul palo, forse c'è stata la deviazione provvidenziale di Andrea Merciaro. Primo palo, riesce ad allontanare in qualche modo la retroguardia, poi sfera sul sinistro di Max Tonetto, con i piedi addirittura Merciaro. Pallone riconquistato da Moreschini, uno sguardo al centro, il destro e ancora bravissimo Merciaro, il migliore dei suoi, sta tenendo a galla la sua formazione in questi primi 6 minuti. Qui la Gem Calcio 8 affida praticamente la manovra offensiva, qui è proprio la Gem che si fa vedere in avanti con Giulitti, ma ancora bravo Merciaro, poi Sula la deviazione, il salvataggio sulla linea di porta, ma arriva Cassetti che può calciare con il destro, Merciaro ancora in corner. Poi allarga sulla sinistra per Sula che non se la sente di calciare col destro, va dentro e la deviazione in calcio d'angolo ancora di uno straordinario Merciaro. I due avversari, ancora Moreschini, allarga sulla destra, la conclusione, allunga la manona, ancora Merciaro e poi è fortunato perché il pallone non capita tra i piedi di Giulitti. Poi sfera al centro e spreca tutto qui con il sinistro Moreschini. Spinge la Gem Calcio 8, ma per ora ha la meglio Merciaro. Pallone buono sulla tre quarti, si gira con la punta del piede De Paola, ma indovinate ancora chi c'è lì? Merciaro. Accelera Cassetti sulla corsia di destra, poi mette un pallone interessantissimo per De Paola, fa Superman, ancora Merciaro. 8 con Giulitti, pallone che filtra, poi Sula con il sinistro a tu per tu con Merciaro, gli tira addosso.